La settima giornata di Serie A si apre con l'anticipo tra CMB e Bitonto. Buonasera da Salandra, da Davide Menolascina. Squadra già in campo qui sul parquet del Palasaponara. Sorteggio tra i capitani. Noi andiamo a vedere invece quelle che sono le formazioni in campo quest'oggi. Partiamo dal Bitonto, che si schiera con Iozzi, Tampa, Diana Santos, Renatina, Lusileia, Pezzolla, Grieco, Di Vincenzo, Mansueto, Pernazza, Coda e Abbadessa. In panchina ovviamente mister Gianluca Marzuoli. CMB invece con Cimarosa, Diamantini, Schneider, Dell'Ernia, Ion Cenedese, Puzzitiello, Bergamotta, Morim, Vieira, Valenzano, Casiero, Massimiliano Neri in panchina. Terza squadra in campo, vale a dire quella arbitrale in completo rossonero, composta quest'oggi da Francesco Saverio Mancuso di Lamezia, Salvatore Freccia di Catanzaro e Antonio Dan Campanella di Venosa. Saluti tra le panchine e poi si potrà cominciare. Noi abbiamo già i quintetti di questo match: Cimarosa, Schneider, Cenedese, Amorim e Vieira per il CMB. Marzuoli sceglie invece Iozzi, Tampa, Diana Santos, Renatigna e Lusileia. Completo speciale quest'oggi per il CMB, maglia celebrativa che è un omaggio alla regione Basilicata da parte della società che ha scelto questa maglia, tra l'altro anche messa a disposizione di chi la volesse comprare per questa ricorrenza. Adesso per la foto di gruppo, spalle, o meglio con lo sfondo del pubblico, le lucane. Bitonto invece completo da trasferta, completo interamente nero per le campionesse d'Italia. Tampa a dare indicazioni anche per la foto di gruppo e poi si potrà cominciare. Due assenze importanti per parte, prosegue l'indisponibilità di Angelica Di Biase nel CMB. Da quanto appreso dallo staff di casa c'è bisogno almeno di un'altra settimana per poterla rivedere tra i pali, dunque Cimarosa confermata titolare. Nel Bitonto invece è uscita proprio nelle ultime ore, all'ultima ora direi, Nicoletti dalla distinta a disposizione di Marzuoli, dunque un cambio in meno, sicuramente una rotazione in meno più che un cambio per Marzuoli. Grande affetto da parte del Bitonto anche per Cenedese, che a Bitonto ha giocato e vinto tanto, adesso indossa anche la fascia da capitano del CMB. Si può cominciare con Lusileia pronta a dare il via alla partita. Da destra a sinistra in questo primo tempo il Bitonto. Siamo in perfetto orario, anche qualche secondo prima rispetto alle 17:30. Inizia ufficialmente la sfida. Inizia la settima giornata di Serie A. Renatini la gira verso Diana Santos, palla a cercare Lusileia. Raddoppio di marcatura, allora Diana. Buona palla per la conclusione di Tampa, palla che sfila via. Renatini voleva l'assist all'interno dell'area di rigore. 18 secondi trascorsi, prima occasione costruita dal Bitonto. Palla in avanti a cercare Schneider, se la porta sul sinistro, calcia Diana Santos, l'aspetta lì e respinge. 10 gol in questo ottimo avvio di campionato per Schneider, miglior marcatrice del campionato. Cenedese da sinistra, prova a metterla dentro, ribatte Renatini in questo caso. Palla all'indietro nuovamente per Vieira. Schneider, controllo orientato, Diana la ferma ancora. Apporto subito importante in termini di gol di Schneider a questa squadra, praticamente metà dei gol assegnati lei, 20 in totale per il CMB. Schneider ci prova, rimessa in gioco di Iozzi. Renatina, tante finte, cerca il tiro. Vieira può far ripartire l'azione del CMB ma non riesce a servire correttamente Amorim. Tampa, Renatigna nel cerchio di centrocampo. Diana ci prova, ancora una volta un tiro deviato.
ottima la presenza anche di pubblico quest'oggi a Salandra, ovviamente per Bitonto una delle trasferte logisticamente più vicine, essendo in una regione confinante, quindi è arrivato un ottimo numero di tifosi anche per la società campione d'Italia del presidente Silvano Intini. Diana imbucata per Lusileia, di prima per Tampa, 1-2, ancora Lusileia, contatto falloso di Schneider, leggermente fuori aereo, rimane un attimo per terra Lusileia, primo fallo commesso dal CMB, punizione da zona interessante. Mancuso fa segno alla panchina bitontina che non c'è bisogno dell'intervento dei sanitari per Lusileia, che si è già rimessa in piedi. Attenzione adesso ovviamente a questa situazione che potrebbe portare Renatigna alla conclusione, considerando il suo piede mancino. Palla proprio per Renatigna che calcia con il destro, non trova la porta. CMB che può ripartire, pressione alta del Bitonto, solita bucata per Schneider che ci prova, Diana la sta aspettando lì e poi allontana il pallone. Giocata provata già 2 volte in questi primi 2 minuti di partita, imbucata verso Schneider, Viera all'indietro verso Carolina Cenedese, Amorim, palla in avanti direttamente però riconsegnata al Bitonto. Neri voleva una traiettoria di passaggio diversa, meno profonda. Tampa lascia Renata, poi Diana ci prova a metterla verso la tre quarti offensiva, ha recuperato palla Cenedese, Schneider da sinistra, palla ancora per Cenedese, di prima, bene, Amorim cerca un varco, prova a passare il limite dell'area, costretta però a ricominciare. Gran cambio di versante per Cenedese, col sinistro, deviazione, palla in calcio d'angolo. Sarà la stessa numero 8 di casa a battere. Palla verso Schneider, vediamo se esplode ancora il destro, tanta potenza, non precisione, la palla si perde senza l'intervento di Iozzi, rinvio in profondità, cercare Lucileia, ci mette la testa, l'ha toccata Cimarosa. Calcio d'angolo, Bitonto da una parte all'altra del campo con il lancio di Iozzi. Decisione contestata dal pubblico, quella di assegnare calcio d'angolo, anche se fosse Cimarosa sulla linea con il piede, il pallone l'ha toccato. Diana, Renatigna, puntata verso la porta, tocco ancora di Cimarosa. Stavolta invece ha opinione contraria, freccia di Catanzaro, dunque gioco ripartito con il CMB in possesso. 2 minuti e mezzo trascorsi. Amorim, Viera ancora per Amorim, ha capito tutto Tampa che può andare da destra a cercare nuovamente suggerimento verso Lusileia, palla deviata, rimane in avanti il Bitonto. Rimessa per Tampa, si muove Lusileia, la palla invece è sul secondo palo a cercare Renatigna, palla troppo alta. Cimarosa rimette la palla in gioco. Cenedese, grande anticipo di Lusileia che entra in aria e col tocco morbido fa 1-0 per il Bitonto dopo 3 minuti e 1 secondo. Subito in vantaggio il Bitonto, ha subito approfittato dell'errore in fase di costruzione, da lì lei difficilmente sbaglia, ci ha messo anche il tocco di fino per siglare l'1-0. Riparte il CMB, palla in avanti per Schneider, prova a controllare, Tampa la toccata per ultima, ottima copertura, secondo fallo subito dal Bitonto, secondo fallo commesso da Schneider. Perfetta la lettura difensiva di Diana Santos.
Tampa subito in avanti, sui piedi però di Cenedese, prova ad andare sul sinistro, rientra sul destro, non riesce a pizzicarla verso Schneider, possibilità per Diana di andare, ancora una palla intercettata, Schneider ancora, brava a darla di prima, sulla corsia di sinistra, 2 contro 1, Vieira con l'esterno a cercare Cenedese, ha capito tutto, Tampa, calcio d'angolo CMB, ovviamente ogni volta che si perde un pallone diventa possibilità di andare in superiorità numerica, corner per il CMB, palla verso l'area di rigore, sputata fuori dalla difesa, Schneider dalla media distanza ci prova, Iozzi controlla con lo sguardo, pallone direttamente sul fondo, vuole la soluzione ancora in profondità per Lusileia, controlla con il petto, ci prova a calciare in porta, tocco di Schneider, angolo dalla sinistra, Tampa la battuta, palla alzata per il destro di Diana Santos che conta i passi, non riesce però a calciare, primi cambi in arrivo, 2 per parte, Valenzano per Schneider e tra poco anche Bergamotta credo per Cenedese che però dall'altra parte, mentre Mansueto e Greco sono pronte sponda bitontina ad entrare. Cenedese, Vieira in avanti per la corsa di Cenedese, palla in profondità a cercare Valenzano che però non riesce a cambiare direzione, andare sul pallone, confermato il cambio, era Ion alla fine, non Bergamotta che ha preso il posto di Cenedese, come detto Mansueto che va subito a occupare una posizione da riferimento offensivo per Lusileia e Greco invece al posto di Tampa, 4:20 sul cronometro, Renatigna, Greco e Diana, palla lungolinea, buona per Mansueto, se la porta sul mancino, cerca di restituire il pallone a Diana, intervento in scivolata, rimane però in avanti il Bitonto, rimessa laterale che equivale quasi a un corner considerando la posizione ravvicinata rispetto alla linea di fondo. Palla fuori per Renatigna che ha spazio, non riesce a dare la giusta direzione alla palla, può ripartire Vieira, Amorim rischia un po', Renatigna infatti porta via la palla, ancora Renatigna in area di rigore con il destro, Cimarosa protegge il primo palo, poi Renatigna ha perso un parastinco, lo risistema prima di andare a posizionarsi per il corner, 4:50 trascorsi. Conclusione di Mansueto, serie di deviazioni, palla che rimane in campo per uno strano rimbalzo. Ancora calcio d'angolo. Servita direttamente Iozzi. Diana, palla per Renatigna di prima, tra le braccia di Cimarosa. Riparte il CMB, palla in avanti per Valenzano, stavolta è buono l'aggancio, palla smistata a destra verso Roxy Ion. Amorim ancora da Valenzano, sbaglia il passaggio all'indietro, applaude comunque Neri la giocata da parte delle sue ragazze. Rimessa laterale affidata a Renatigna. Diana Santos e Greco. Nuovamente Diana e poi Greco per Nicoletta Mansueto. Greco in avanti a cercare Mansueto, controlla il pallone di spalle, cerca di girarsi, sceglie di andare da Diana, ha capito tutto Valenzano che poi rischia la giocata personale, conclusione di Diana che termina sul fondo. Intervento non ritenuto irregolare, infatti sembrava recupero palla molto pulito quello da parte del Bitonto, poi Valenzano nell'inerzia del movimento era andata per terra. Ion per Amorim, in avanti da Valenzano che sbaglia però l'aggancio, la palla torna dalle parti di Amorim. Ion colta in controtempo, rimessa per il Bitonto. Torna in campo Tampa, un po' di riposo invece per Diana Santos. Siamo entrati nel minuto numero 7 del primo tempo, decide fin qui il gol di Lusileia dopo 3 minuti e un secondo nel primo tempo. Tampa. Greco riceve, gira ancora verso Tampa, cerca il secondo palo, Cimarosa ci mette le mani, poi Amorim butta fuori il pallone, chiede anche il cambio a Neri.
sempre Bitonto in possesso, Greco la battuta, Moremi intanto è riuscita a ottenere il cambio dentro Gaia Dell'Ernia, palla sul secondo palo e Tampa non riesce a metterla dentro. C'è da risistemare la porta prima di arrivare nuovamente al gioco. Grande giocata di Greco che aveva messo la compagna nelle condizioni di fare 2-0, tiro di Greco ribattuto adesso, nuovamente palla verso Iozzi. Greco, Renatigna vuole andare sul mancino, suolata per Mansueto che non può calciare, allora Tampa, ancora Renatigna in area di rigore con il parastinco in mano, adesso lo riposiziona nuovamente, spazio anche per Nazza adesso, proprio per Renata. Tampa, Greco, pressione di Ion che è bravo a portare via il pallone, può attaccare la tre quarti offensiva, calcia Ion, 1-1 del CMB, fa tutto da sola Roxy Ion, 1-1 al Pala Saponara. e 0-7, davvero una gran giocata da parte dall'ex giocatrice, tra le altre di Bisceglie e Molfetta. Dunque tutto nuovamente in parità. Greco per Nazza, Tampa in avanti da Mansueto, fermata da Luana Vieira. Fallo laterale per il Bitonto. 7 minuti e mezzo sul cronometro trascorsi in questo primo tempo. Greco, Tampa per Nazza e poi ancora Tampa. Va sul mancino, calcio sul primo palo, risponde presente Cimarosa, torna in campo Schneider per Valenzano. Ancora angolo Bitonto, già battuti tantissimi corner in questo inizio di partita. Mansueto fermata, Ion manda in contropiede Schneider, Schneider fermata dal grande ripiegamento difensivo di Tampa, bravissima a non commettere fallo e a fermare un'azione molto promettente per le avversarie. Alessia Greco da Mansueto, poi Tampa, ancora attacca da sinistra, non riesce a calciare, fermata da Dell'Ernia, rimessa laterale per il Bitonto, battuta subito per Mansueto. Tampa vuole andare sul destro, ci prova in diagonale, sfiora il palo. Rapidissima nel spostarsi il pallone e calciare. Vieira, solita palla per vie centrali verso Schneider, fermata ancora per Nazza verso Tampa. Sbaglia il passaggio Tampa, permette ancora a Ion di andare in contropiede, vorrebbe una compagna a supporto, allora sceglie di fermarsi e ricominciare. Vieira va sul destro, calcio in diagonale, palla non altissima. Diana e Lusileia pronta a tornare in campo intanto. Fuori Mansueto e Tampa. Diana per Nazza, torna da Diana. Servita subito Lusileia sulla sinistra, nuovamente da Diana Santos. Lusileia per Pernazza, ancora Lusileia, palla è uscita, non protesta Lusileia che lascia lì il pallone. Si va da Gaia Dell'Ernia. Ion in avanti, voleva un movimento profondo di Dell'Ernia che invece stava andando verso la propria porta, palla di fatto riconsegnata alle avversarie. Pernazza batte sulla linea di metà campo. Diana per Greco, ancora Diana prova a chiudere 1-2, palla troppo profonda che termina direttamente rimessa dal fondo. 9:30 trascorsi, 10 minuti e mezzo quindi da giocare. A Lusileia ha risposto Ion.
quarto gol in campionato per Roxy Ion, settimo invece per Lusileia, che adesso con la testa va da Greco che restituisce palla. Conclusione ribattuta da Dell'Ernia. Rimessa laterale dalla destra per la formazione di Marzuoli. Diana Santos, Alessia Greco, ancora Lusileia, contatto non falloso però con Schneider, vuole battere subito il CMB. Dell'Ernia sterzata, va a cercare Schneider, ha toccato Lusileia, la palla diventa buona ancora per il sinistro di Dell'Ernia, parata con il corpo di Iozzi. CMB che quando riesce a recuperare palla e a ripartire, come in questo caso con una rimessa battuta rapidamente, si dimostra pericoloso. Cenedese batte il corner a cercare il destro di Ion, Grieco interviene, palla nuovamente giocata da Iozzi in profondità. Stavolta c'era Pernazza a ridosso della porta, palla toccata come avete visto in calcio d'angolo. Pernazza la battuta, Diana cerca di andare sul destro, la palla era scappata a Cimarosa ma è stato fischiato un blocco. Lucileia chiede spiegazioni a Mancuso, il fischio è arrivato prima che la palla si insaccasse in porta, dunque non possiamo parlare di gol annullato. Schneider, buona protezione del pallone, costretta però a tornare nella sua metà campo. Diana Santos sempre sulle sue tracce, finisce per terra Ion. Nessun fallo dell'Ernia all'indietro verso Cenedese, in avanti a cercare Ion che voleva un lancio anziché questo passaggio verso terra. Riecco Renata Adamatti in campo, intanto subito servita da Diana Santos. Greco, velo per premiare nuovamente Renatina che vuole andare sul sinistro. Schneider va ad opporsi, calcio d'angolo per Diana. Renatigna per il destro di Lucileia, in spaccata Cimarosa, la mette in corner. Greco dalla sinistra, Renata, Lusileia ha spazio per il destro, è stato un tocco di Cenedese, secondo me con la mano, però l'arbitro credo abbia detto anche a Renatina non è volontario, provando un po' a leggere il labiale anche se siamo un po' distanti perché il braccio di Cenedese sembrava aver impattato nettamente. Greco ci prova, strozza troppo il tiro nel frattempo. Ha detto che non ci sono state grosse proteste da parte del Bitonto. Ancora qualche problema con l'allineamento della porta, credo. Si può riprendere. Dell'Ernia in area di rigore. Poi serve Cenedese. Lancia in avanti. Schneider. Fallo di Diana. Pareggiato anche il conteggio falli. 2-2. 8:36 da giocare. Sulla palla c'è Gaia Dell'Ernia. Schneider su un palo, Cenedese sull'altro e poi Ion. Può andare Dell'Ernia. Servita Cenedese, tiro ribattuto, ci riprova Anzino con il destro. Prova l'imbucata verso Schneider, palla allontanata, può partire il contropiede del Bitonto, 3 contro 3, Lucileia per i vie centrali, va da Renatigna che torna da Lucileia, che calcia, tiro ribattuto, diventa buono per Mansueto, serie di rimpalli, Cimarosa mette ordine. Poi Cenedese, si alza un po' il ritmo della partita, brutta palla persa, Renatigna dal centro, Renatigna con la punta, Cenedese intercetta, cerca Schneider, palla che sfila via verso la linea laterale, possesso per il Bitonto. Bergamotta sostituisce Ion nel frattempo. CMB che sceglie di restare o comunque di partire con il pressing dalla linea di metà campo, di non andare più in alto.
Renatigna per Diana, Mansueto, Diana, Renatigna ancora Diana, poi Mansueto, può andare anche a calciare, ce l'ha sul destro, prova a incrociare, serie di rimpalli ancora. Lusilei aveva perso il contatto visivo col pallone cercandolo per calciare, poi contrasto Mansueto Schneider. Per l'arbitro forse Mansueto l'ha toccata fuori dal campo. Schneider sembrava aver confermato che la rimessa era del Bitonto, mentre l'arbitro rimane dalla sua idea e lascia il fallo laterale nello specifico a Gaia Dell'Ernia. Bergamotta, Cenedese in avanti a cercare Schneider, che però non può arrivare su questo pallone. Quasi un isolamento che si va a creare nella metacampo offensiva del CMB con Schneider e Diana Santos. Eccola Diana, stavolta in fase di possesso. Renatigna, Diana e poi Mansueto di prima per Lusilei, al limite dell'area torna da Mansueto, sposta la palla sul destro, non riesce però a servire Renatigna, era finito lo spazio da quella parte. Buona fase di copertura di Schneider, rimessa laterale per Cenedese. Dell'Ernia, Bergamotta, Cenedese in profondità, direttamente però dalle parti di Diana, che vuole andare addirittura verso la porta. Cimarosa in due tempi, la palla poi è uscita, arriva il time out di Marzuoli, 6:54 da giocare nel corso del primo tempo. Squadra è tornata in campo dopo il time out chiesto dal Bitonto. Vediamo se Marzuoli ha suggerito anche tipologia di giocata per questo calcio d'angolo. Palla dentro a cercare Mansueto che non arriva, può partire il contropiede di Valenzano, arriva come al solito come un treno Diana in copertura e Iuzzi torna dalla sua compagna in maglia numero 7. Mansueto, Diana per Renatigna, dribbling su Cenedese, non riesce ad allargare, ancora Valenzano che lotta sul pallone, guadagna una buona rimessa laterale. Deve arretrare un po' la posizione Bergamotta per rimettere il pallone in gioco. Lancia in avanti a cercare ancora Valenzano, la taglia fuori Diana proteggendo bene il pallone. Tampa per Lusileia. Diana, Tampa, allarga da Renatigna, palla ancora verso Tampa, conclusione ribattuta da Valenzano che calcia addosso all'avversaria e guadagna ancora un fallo laterale. Rimessa lasciata a Vieira. Cenedese, Bergamotta in avanti, serve però Mansueto sulla tre quarti, palla per Renatigna, in area di rigore, Renatigna, un bacio al palo e il pallone poi in porta, torna in vantaggio il Bitonto, la firma è di Renatigna.
5:51 ancora da giocare, nuovo vantaggio del Bitonto e si riparte. Bergamotta, Cenedese, palla toccata da Renata, fallo laterale per il CMB. Cenedese deve affrettare i tempi, va oltre 4 secondi a sua disposizione e quindi CMB restituisce il possesso di fatto al Bitonto in una zona interessante sulla tre quarti offensiva. C'è Mansueto, stavolta la battuta. Renatigna si aspettava che la sua compagna chiamasse, credo, una giocata. Tampa per Diana, poi Renatigna. Tampa, anzi Diana, ecco la Tampa, tanto spazio per vie centrali, pensa per un attimo al tiro. Renatigna cerca di restituire, palla che diventa buona per Mansueto, appoggiata a Diana. Renatigna per il destro di Diana, c'è una deviazione, calcio d'angolo per il Bitonto. 5 minuti 8 secondi al termine del primo tempo. Palla messa dentro, ci mette il piede ancora Renatigna, allunga il Bitonto. 3-1, doppietta per la numero 9. E adesso Neri chiama il time out. Anzi no, indicazione errata arrivata dal tavolo del cronometrista, si prosegue senza time out di Neri. Adesso viene riportato il talloncino al cronometrista, quindi vediamo se sarà concesso la prossima sosta con il CMB in possesso del pallone. Grieco intanto tocca Valenzano, rimessa per il Bitonto. Grieco, Tampa, Diana, Grieco ancora Diana, dentro per Mansueto. Si torna dalle parti di Iozzi, supera la metà campo offensiva, gran palla smisata da Greco per Mansueto in area di rigore. Cenedese in copertura, la palla rimane in campo, Cenedese alla fine se la vorrà riprendere, chiedono i due Valenzano, non si chiude però. Sempre Bitonto in gestione del pallino del gioco. Alessia Greco, si va a prendere il pallone Tampa, Diana, ancora Tampa, palla giocata per Greco, sbaglia il passaggio arretrato, permette a Valenzano di ricominciare una manovra per il CMB. Cenedese si ferma, sceglie di andare da Cimarosa, rinvio direttamente dalle parti di Iozzi che vuole mettere in ritmo Tampa, che ha spazio per andare sulla destra. Mansueto sul secondo palo, servita, Cimarosa tocca e poi Bergamotta fa autogol. 1-4 per il Bitonto.
3 minuti 44 secondi da giocare. Bitonto ha messo il piede sull'acceleratore portandosi avanti di 3 reti. Tornata in campo anche Amorim. Vieira cerca Amorim, tocco di Lusileia, rimessa laterale per il CMB. Ion, palla in avanti verso Schneider. Ion, ancora Schneider. Vieira con l'esterno a cercare Ion, palla che prova a recuperare Lusileia, guadagna la rimessa laterale, battuta Diana con il destro, botta terrificante fuori di pochissimo. Cimarosa rinvia corto per Vieira, palla in avanti a cercare Schneider che voleva però una traiettoria più centrale, chiede calma alle sue ragazze Max Neri. (2:58) nel frattempo da giocare. Tampa lascia Diana, contromovimento di Grieco che torna da Diana, ancora Tampa, Diana, Tampa e poi Grieco in avanti da Lusileia, cerca di spostarsi sul mancino, la mette a rimorchio, allontana la difesa con Ion che ha preso un piccolo colpo, forse proprio scontrandosi con Grieco. Si rialza però c'è del momentaneo 1-1. Rimessa laterale sempre per il Bitonto. Tampa, Grieco, Tampa fermata da Schneider, fallo laterale. 2:26 prima dell'intervallo. Palla verso Lusileia che calcia di prima, palla non pulitissima. Vieira all'indietro per Amorim, palla orizzontale verso Ion, toccata da Diana Santos che commette il fallo numero 3 per il Bitonto in questo match, in questo primo tempo. 2:13 da giocare, ancora 2 falli da gestire per la squadra ospite. Palla in avanti verso Schneider che stavolta può ricevere, cerca di andare sul destro, calcia, Yuzi respinge e diventa contropiede per il Bitonto con Greco che può andare. Arriva in copertura Amorim, la palla è buona però per Lusileia, scivolata di Vieira, rimessa laterale per il Bitonto. Diana Santos alla battuta. Si muove Tampa, fermata da Schneider che voleva la rimessa, mentre è sempre il Bitonto in possesso. Grieco con il mancino verso Lusileia, palla allontanata da Ion. Ancora Alessia Grieco. Tampa. Diana scambia con Tampa. Palla lungo linea, toccata però da Amorim. Grieco, Diana Santos verso Tampa sulla destra, cerca di liberarsi per il tiro, la rimessa era chiaramente del CMB in questo caso, che l'ultimo tocco di Tampa c'era stato. L'arbitro invece lascia il possesso al Bitonto con Diana che va da Lusileia, palla di ritorno, calcia! Diana Santos, arriva anche il quinto gol nel primo tempo. Bitonto allunga ancora. (18 minuti 33 secondi nel corso del primo tempo e 1-5 il parziale. In 4 minuti e 20 secondi il Bitonto ha trovato 4 gol. Schneider fermata, Lusileia e Diana Santos. Tampa, Diana da Lusileia,
per il sinistro di Tampa, fermata da Ion, ci riesce a mettere un piede però ancora Tampa. Diana Santos in angolo verso Pernazza, serie di deviazioni, rimessa assegnata al CMB. Anche in questo caso Pernazza chiedeva per sé il possesso, è iniziato l'ultimo minuto nel frattempo. Morim da Ion, Vieira, Ion sbaglia, va da Pernazza che cerca un varco per andare a calciare. Ion le porta via il pallone, fallo commesso da Chiara Pernazza, numero 4. 44 invece i secondi che ci separano dall'intervallo. Amorim, palla in profondità verso Schneider, anticipata da Tampa, contrasto vinto da Amorim, rimessa per il CMB. Vieira la gira, Ion, palla in avanti, ancora sulla corsa di Ion che tocca per un attimo il pallone, non riesce però a congelare il possesso. Si è rimessa dal fondo per Iozzi, 25 secondi, probabilmente spazio ancora per una giocata in questo primo tempo. Abbiamo già assistito a 6 reti. Pernazza, Diana, Tampa e poi Diana, ancora Diana Santos, scorre il cronometro. Tampa in avanti verso Lusileia, riceve bene Lusileia, palla di ritorno, allontana Amorim e Bitonto avrà l'ultimo calcio d'angolo del primo tempo, probabilmente con 2 secondi e 3 decimi sul cronometro. Tampa la battuta, attenzione a Diana Santos, palla alzata proprio verso di lei, ci mette la testa, allontana Amorim, finisce il primo tempo. CMB e Bitonto sul parziale di 1-5, ci risentiamo tra 10 minuti per la ripresa.
Inizia il secondo tempo tra CMB e Bitonto, si riparte dal punteggio di 1-5 a favore della formazione ospite. Il primo possesso invece è del CMB. Palla in avanti, serie di deviazioni, c'è la Schneider sulla corsa, prova duello spalla contro spalla vinto da Diana Santos che può andare dall'altra parte. Cenedese tocca, palla arriva comunque Lusileia, intercetta Vieira. Diana a cercare Renatigna, palla fuori però. Riparte il CMB allora. Amorim, Cenedese. Renatigna vuole andare sul sinistro. Diana Santos nuovamente verso Tampa. Salta Schneider, la mette dentro in spaccata. Ottima palla intercettata da Vieira che poi voleva far ripartire Schneider, che però è rimasto un attimo ferma lì. Palla giocata lì dentro verso Iozzi. Lusileia. Iozzi rimane oltre la metà campo offensiva per dare una linea di passaggio in più, viene subito accontentata, scambia con Tampa. Ancora Iozzi. Renatigna all'indietro, Tampa. Renatigna. Vediamo se cerca un varco, gran dribbling, sinistro, palla troppo alta. Fatto alla grande la preparazione. Vieira. Amorim. Va a cercare Schneider, costretta a tornare un po' indietro, palla che sfila verso Cenedese. Schneider ancora, è stata l'ultima a toccare. Ancora una volta ottima lettura da parte di Diana Santos. Tampa. Diana Santos. Renatigna. Diana Santos. Palla intercettata da parte di Vieira, può andare Cenedese dall'altra parte, si chiude il triangolo, Vieira in area di rigore, calcia Vieira, non si fa superare Iozzi. Rimessa laterale, 4 secondi trascorsi però, può battere il Bitonto, subito in avanti Cenedese, spara la palla in tribuna. Renatigna può ribattere questo fallo laterale, 2,5 trascorsi. Tampa finta il passaggio con la suola, non si fa superare però Amorim che può andare in contropiede. Ancora Amorim dalla sinistra, la mette a rimorchio Schneider, Iozzi, Amorim, serie di rimpalli, Schneider se la ritrova in mano, perdono, Iozzi se la ritrova in mano. Tampa prova a superare Cenedese che la chiude. Diana Santos, Renata, sovrapposizione di Diana Santos, il pallone invece era diretto a Lusileia, poi allarga troppo il braccio. Renatigna commette fallo, prima infrazione dalla ripresa dopo 2,54. Amorim, Cenedese, gran palla in avanti per Amorim, Iozzi esce bene, palla poi per Schneider, non riesce a calciare, allora va da Cenedese, Cenedese dentro a cercare Amorim, palla troppo lunga. Due buone chance nel giro di pochi secondi per il CMB. Tampa, Renatigna, ancora Tampa, Diana Santos, da Tampa nuovamente, in avanti per Lusileia, va sul mancino, calcia verso il secondo palo, non arriva una compagna in chiusura. È sempre una buona idea giocare a questo tipo di palloni, sperando in una compagna a rimorchio. In questo caso però non è stata premiata la giocata di Lusileia. Riparte il CMB ancora. Cenedese deve liberarsi del pallone, Diana Santos in anticipo su Schneider, cerca
tampa, la palla sfila via. C'è un problema per Schneider però, e dunque il gioco viene un attimo fermato con Valenzano che andrà a sostituirla. Cerchiamo anche di capire quello che è successo alla miglior marcatrice fin qui del CMB. Un po' di ghiaccio adesso. Si rialza un po' zoppicante senza appoggiare il piede destro. Si accomoda in panchina per le verifiche del caso. Capiremo tra un po' se sarà in grado o no di ricominciare questa partita. Intanto c'è Valenzano come riferimento offensivo nel CMB. Viera invece a gestire la palla in avanti. Amorim non riesce con la testa a tenere il pallone in campo. Renatigna scamma con Diana Santos, poi Grieco. Renatigna, Grieco, dribbling su Cenedese, arriva in scivolata Valenzano, concede solo fallo laterale. Renatigna, Diana e poi Nicoletta Mansueto. Renatigna sempre per vie centrali, gran palla in avanti, non riesce ad agganciarla Grieco. Riparte Vieira. Amorim. Cenedese. Vieira. Attaccata da Mansueto. Non è riuscita a tenere in campo. Rimessa laterale per il Bitonto. Conclusione improvvisa di Diana. Palla che sfila alla destra della porta difesa da Cibarosa in questo secondo tempo. Bitonto attualmente secondo in classifica. 11 punti per le neroverdi. 4 in meno della capolista kickoff, gli stessi invece di Pescara e Tiki-Taka. Falconara quinto con 10 a completare la zona dei playoff, quindi il quinto posto sarebbe appaiato, o meglio è ancora appaiato a quota 10 il CMB in classifica. Falconara che sfiderà domani il Molfetta. Che poi sfiderà la settimana prossima il Bitonto. Fallo di Cenedese intanto, e dunque Amorim non può andare in contropiede. Siamo entrati nel minuto numero 6 della ripresa. Grieco, Renatigna, Grieco, ancora Grieco, buona palla per Mansueto, va da Renatigna che torna da Mansueto, palla deviata da Amorim, angolo. Cimarosa lentamente dalla palla a Renatigna per questo corner. Grieco ci prova, colpisce Amorim appostata sul primo palo. Grieco non riesce Renatigna a far sfilare il pallone. Diana, Mansueto, Diana, Renatigna verso Mansueto, pressione di Cenedese che ruba la palla, può attaccare da sola all'area di rigore avversaria. Cenedese alza il pallonetto e firma il 2-5, il più classico dei gol dell'ex è quello di Carolina Cenedese. -3 per il CMB. Cinque minuti 55 secondi nel corso della ripresa. Prova a riaprire la partita la squadra di Mister Neri. Cenedese che adesso è andato ad accomodarsi in panchina. Renatigna intanto ha spazio. Diana Santos sul secondo palo, non la toccano né Mansueto né Grieco, mentre Schneider sta rimettendo lo scarpino destro. Sembra visibilmente meno sofferente di prima. Ion in avanti a cercare Valenzano, la palla però ha fatto un giro fuori dal campo. Diana Santos da Grieco.
Renata. Greco. Diana Santos ancora. Renatigna. Nuovamente da Diana Santos. Cerca il tiro in diagonale. Respinge Dell'Ernia. Tampa per Diana, intanto la scelta di Marzoli. 7° minuto in corso. Tampa. Renatigna vuole andare sul destro, lascia Mansueto di prima per Tampa, un po' in controtempo. Greco salva il possesso e poi Mansueto se la calcia forse con il destro sul sinistro. Renatigna dentro per Greco, torna subito sul +4 il Bitonto, ha segnato Alessia Greco. (7:02) su cronometro, 12:58 a giocare. Vieira da Ion, parte Dell'Ernia in profondità. Rimessa laterale per il CMB. Ion va a sistemare il pallone. Vieira lì vicino. Alla fine secondo me se l'è passata da sola la palla Vieira. L'arbitro non ha fermato il gioco, forse perché c'era stato il tocco di Ion. Ha rimessa Bitonto. Greco non la tiene in campo e dunque il possesso torna nuovamente al CMB. Roxy Ion. Dell'Ernia pressata da Mansueto. Ion alza il pallone che tocca il soffitto e dunque c'è rimessa laterale per il Bitonto davanti alla panchina di Mister Neri. Greco la battuta. È stato un buon movimento di Pernazza, cercata adesso questo passaggio di prima di Tampa. Vicinissimo al 7° gol il Bitonto. Vieira. Ion. Dell'Ernia. Ion in avanti dalle parti di Tampa. Rimpallo favorevole a Valenzano che si ritrova la palla dalle sue parti. Servita a Vieira. Iosi è spaccata, ferma e concede calcio d'angolo. 8 minuti esatti trascorsi nel corso del secondo tempo. Roxy Ion alla battuta. Palla alzata per il destro al volo di Vieira. Controlla con lo sguardo Iosi il pallone che termina fuori. Lancio in avanti, profondissimo per Mansueto. Cimarosa tocca palla sul palo. Si rimane 2-6, 2 contro 2 potenziale. Vediamo se Valenzano affonda. No, perché arriva Mansueto a portarle via il pallone. Tampa, Pernazza. Greco, nuovamente Pernazza. Sfila via direttamente oltre la linea di fondo la palla. Roxy Ion, da Gaia Dell'Ernia. Ancora Ion. Alla fine non sa che fare da quelle parti. Pallone depositato nuovamente in rimessa laterale. Greco. Conclusione dalla distanza di Tampa. Non va lontana dall'incrocio. Torna in campo Schneider nel frattempo. Smaltito il dolorino di prima. Subito servita da Ion. Possibilità di affondare dalla sinistra. Schneider calcia con la punta. Non inquadra lo specchio della porta. Da una goleadora all'altra. Torna in campo anche Lusileia. Renatigna è arrivata a quota 9 in questa partita. Greco a quota 7. Lusileia anche a quota 7.
gol in campionato ovviamente. Eccola Lusileia, suolata per il sinistro di Tampa, che non inquadra lo specchio. Riparte dell'Ernia, stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti del match. Vieira, serve Ion, palla poi verso Gaia dell'Ernia, Vieira in profondità, palla impossibile da raggiungere per Ion, rimessa dal fondo per Iosi. Tampa, Grieco, Pernazza, palla verso Grieco sulla destra, l'indietro per Tampa, Pernazza cerca di spostarsela sul destro, fermata con un fallo da Schneider. Protesta il pubblico di casa perché vede negarsi la possibilità di un contropiede in superiorità numerica. L'arbitro però è stato molto deciso su questa chiamata. Punizione interessantissima per il Bitonto, mentre Pernazza alla fine ha preso forse involontariamente anche un colpo all'occhio sinistro. Infatti è quello che si sta controllando e non il piede dove è stata colpita. Dentro Renatigna per questo calcio di punizione. Alla fine Vasone invece sceglie di restare con Grieco in campo. Tampa va proprio da Grieco che cerca il destro e la palla è però sul fondo. Ion in avanti da Schneider, buona palla per Ion, si chiude il triangolo, calcio diagonale Ion sul fondo però Renatigna per Grieco. Adesso arriva il cambio. (9:40 da giocare). Renatigna dentro da Lusileia, in vantaggio però Vieira che cerca di mettersi in proprio, gran giocata, palla in avanti, letta però bene da Tampa, 3 contro 2, palla in avanti per Renatigna che non arriva con il destro ad agganciare il pallone. Dell'Ernia rimette il pallone in gioco, Ion per Vieira, ancora Gaia dell'Ernia in avanti, Tampa però ha già recuperato il pallone, prova a entrare in area di rigore, Cimarosa senza andare per il sottile allontana. Torna in campo Diana Santos. Lusileia. Diana Santos per Tampa, Diana Santos ancora, palla intercettata da Ion, può partire Vieira, Ion non riesce a servire, allora dell'Ernia, allontana solo per un attimo perché il possesso è nuovamente del Bitonto. Renatigna da destra, ancora Renatigna, guadagna comunque metri, entra alla fine in area di rigore, poi Tampa in diagonale, intercetta Schneider, Diana all'indietro verso Iosi che serve Tampa. Lusileia con il sinistro, Cimarosa respinge con 2 mani. Tampa la battuta del fallo laterale, dentro da Renatigna che alza leggermente troppo il tiro. Torna in campo Amorim per Vieira, Cenedese per Ion. Dell'Ernia, Cenedese con l'esterno da Schneider, palla nuovamente però per il CMB. Amorim, Cenedese cerca di farla filtrare, poi se la va a riprendere per un attimo. Renatigna aiutata anche da Tampa, servita poi Lusileia, fermata a sua volta da Schneider. Amorim prova a calciare, la deposita fuori. 7 minuti 55 secondi alla fine della partita. Renatigna, Tampa, palla verso Lusileia, nuovamente Tampa dalla sinistra, dell'Ernia lontana, rimessa in gioco il pallone. Diana, Renatigna verso Tampa, fermata, prova a partire in contropiede Schneider, il passaggio di Cenedese con il destro è meno preciso. Diana,
Renatigna, Diana e poi Tampa, ancora Diana Santos, Lusileia, Tampa, Lusileia, Renatigna con l'esterno da Tampa, cerca il tiro in diagonale, gran risposta di Cimarosa, che ha visto forse partire all'ultimo il pallone. Calcio d'angolo sempre per il Bitonto, 7:02 da giocare. Tampa per Lusileia, ce l'ha sul destro, cerca spazio per il tiro, Renatigna, Diana Santos dentro da Lusileia, palla allontanata, nuovamente però Tampa a recuperare, Diana, Renatigna, Diana Santos, Tampa, Lusileia, Tampa e poi Diana di prima, Renatigna, grande anticipo di Schneider su Lusileia, a chiudere, un'ottima combinazione di qualità del Bitonto, che ovviamente se non viene pressato in fase di iniziazione ha la possibilità di far circolare come vuole il pallone. Tampa, Dell'Ernia può far ripartire invece il CMB, servita Schneider sulla sinistra, ancora Dell'Ernia, Cenedese in mezzo a due avversarie, restituisce palla Diana Santos, che poi prova la conclusione della sua metà campo. Cimarosa da Cenedese, poi Dell'Ernia, Amorim, Cenedese, in avanti da Schneider, 1-2 che non si chiude, la palla schizza dalle parti di Josi, che poi la prende con le mani, ritenendo questo passaggio involontario. Interpretabile questa scelta da parte degli arbitri, ma il gioco prosegue. Secondo me anche Marzuoli non era sicurissimo di questa scelta da parte della sua numero 1, però di fatto l'unica interpretazione che vale è poi quella dei direttori di gara, quindi siamo nell'altra metà campo. Renatigna per il destro di Tampa, ribattuto da Amorim. Fallo laterale non corner, Tampa corregge la posizione di battuta, Renatigna restituisce nello stretto, palla fuori per il destro di Lusileia, ribattuto da Dell'Ernia, poi Cenedese non può evitare il fallo laterale. Diana, Tampa, Renatigna dentro da Lusileia, che fa sfilare per Tampa e poi ci arriva ancora Lusileia con la testa a mettere la parola fine sulla partita. 7-2 del Bitonto. La quota 8 gol stagionali. Lusileia, Schneider per Cenedese, Amorim, non si chiude l'1-2, finisce per terra. Amorim ha commesso fallo Renatigna, che viene anche ammonita. Primo cartellino giallo della partita. Non convinta dalla scelta Renatigna, soprattutto sul cartellino giallo. Piccolo richiamo anche per Valenzano prima di far riprendere il gioco. 4:56 come detto da giocare, 5 reti di vantaggio per il Bitonto. Cenedese, Dell'Ernia, Schneider riceve, non riesce però a smistare. Diana Santos allora può andare, Mansueto, Diana Santos, Renatigna, chiama palla in profondità, Mansueto, servita, rimane in campo il pallone, Cenedese però riesce a riprenderselo, poi trattenuta da terra da parte di Mansueto.
Torna in campo Vieira per Dell'Erdi intanto. Cenedese alza il pallone, finta, poi rischia alla fine di perdere. Cimarosa può tornarci a mettere le mani, considerato il tocco di Greco. Amorim, Vieira in avanti a cercare proprio Amorim, palla però troppo potente, impossibile da raggiungere. Diana Santos verso Renatinha, chiama palla a braccia larghe Mansueto, la palla invece per Diana, poi Greco. Renatinha, ancora Greco, di prima ha capito tutto però Vieira, allora Amorim, pressata, possesso ancora per il Bitonto. Diana all'indietro da Iosi, passaggio corto da Mansueto che lascia poi a Diana. Renata, pressione di Schneider, servita all'indietro di Diana Santos. Greco, partita Mansueto, servita, non riesce però né a calciare né a controllare la giocatrice della nazionale. Cenedese vuole palla sulla destra, scarico verso Valenzano, ancora Cenedese, palla un pizzico lunga, Amorim non ci arriva. 3:20 al termine, continua ad applaudire le sue ragazze neri. Diana Santos in avanti, intercetta Vieira. Valenzano ancora Vieira, 3 contro 2 potenziale per il CMB, forse anche 4 contro 2. Cenedese dentro da Vieira, in spaccata non ci arriva. Sposta leggermente anche il palo. Rimessa al fondo per Iosi. Diana, 3 minuti, poi si chiuderà questo match della 7ª giornata. Diana Santos ancora a cercare sempre Mansueto, palla imprecisa. Fallo laterale per Amorim. Cenedese, duello con Renatinha, scarico poi indietro per Amorim. C'è Valenzano, fallo di Diana Santos. Torna in campo Schneider. Punizione per Cenedese. Schneider, Mansueto lontana. Greco porta palla per gli ultimi 2 minuti della partita che stanno per iniziare. Bitonto che dunque sale a quota 14 punti in campionato. Greco, gran giocata su sinistro, para Cimarosa, palla ancora buona per Nazza, arriva Ion che per l'ultima a toccare. Domani, anzi alle 18:30 è iniziato il match tra Pescara e Lazio, mentre domani il Tiki Taka potrà rispondere sul campo del Lamezia. Cenedese intanto pulisce l'area di rigore. Schneider, gran finta, contropiede CMB, 3 contro 1. Schneider fermata ancora da Tampa. Kick-off Cagliari, Audace Verona Foligno e Falconara Molfetta già menzionata alle altre gare invece di questa giornata. Tanto Ion sul secondo palo, servita da Schneider, fa doppietta, 3-7.
18-25. Cinque gol in campionato per Roxy Yon con la doppietta di oggi. Dicevo, settima giornata in cui il turno di riposo viene osservato dalla VIP. La Lazio sarà ospite, o meglio ospiterà il CMB la settimana prossima. Ancora un recupero di Yon nel frattempo, da destra attacca sul secondo palo, intercetta Tampa. Rimessa laterale per le lucane. Schneider calcia, ribatte Greco. Cenedese. Yon. Cimarosa. Ancora Cenedese, non riesce con il tacco, poi l'ultimo tocco è il suo. Rimessa laterale per il Bitonto. Tampa. Iosi allontana la palla, rimessa laterale CMB, 49 secondi e poi sarà finita la partita. Ancora un po' nervosa Greco, arriva un richiamo da parte di Mancuso. Greco ce l'aveva sulla situazione di prima, rimessa laterale battuta da Yon. Non ha però protestato né con gli arbitri. Intanto Schneider prova a girarla. Tampa ancora una volta brava in copertura. Mansueto lotta con Cenedese e vince il duello. Forse fallo anche sui danni. Pernazza in aria. Pernazza firma l'8-3 con 31 secondi da giocare. (19-29). Torna su +5 il Bitonto, aumentando dunque di 1 il margine con cui si era chiuso il primo tempo. 1-5 il parziale dopo 20 minuti. Buon intervento anche in fase difensiva di Pernazza. Cenedese da Schneider. Serie di rimpalli, palla tra le mani di Iosi. Lancio sulla corsa ancora di Pernazza, c'è Greco solo dall'altra parte. La ferma Vieira, ancora 7 secondi. C'è un piccolo crampo credo per Yon intanto. Tampa la gira verso Greco, palla dalle parti di Iosi, rinvio profondo verso Mansueto che ci mette la testa, suona la sirena, finisce a Salandra. Il CMB perde 3-8 contro il Bitonto. Bitonto batte 8-3, quindi il CMB sale a quota 14 punti in classifica. Grazie per averci seguito questa sera qui da Salandra, è tutto. Buona serata da Davide Menolascina.